Ciao, sono Maria e oggi vi presento un nuovo tutorial. Ecco come realizzare una dolcissima ghirlanda primaverile. Tantissimi fiori e 2 uccellini dolcissimi. Vi piace? Allora, dai che partiamo! Per realizzare i fiori devi seguire un tutorial che è già caricato nel nostro canale YouTube. Trovi il link nella descrizione di questo video. Per realizzare la ghirlanda ti serviranno veramente poche cose. Come vedi ho utilizzato una ghirlanda di polistirolo. Ho ritagliato poi delle foglie, in questo caso di carta e in feltro, e accostandone i colori sono andata ad applicarle con degli spilli direttamente sul polistirolo. Per realizzare le foglie ho utilizzato, come dicevo, del feltro e delle pagine di libri che ho trovato in discarica, si intende, che ho colorato. Voi però potrete utilizzare tutti i materiali che più vi piacciono, che avete in casa, come per esempio degli avanzi di tessuto, ancora della plastica, insomma quello che avete in casa. Quindi continuate ad applicare le vostre foglie lungo la circonferenza della ghirlanda. E adesso andremo ad applicare le foglie lungo i bordi della ghirlanda, in maniera tale da avere poi un lavoro uniforme. Sempre ovviamente con gli spilli. E adesso andiamo a posizionare la prima parte dei fiori. Io ho cominciato nel posizionare i fiori più grandi, circa a metà della ghirlanda. Per realizzare i fiori basta guardare un nostro video che è già caricato nel canale YouTube e, come dicevo, troverete il link nella descrizione di questo video. Poi ho cominciato ad applicare i fiori più piccoli. Però, come dico sempre nei miei video, è una questione di gusti. Voi potrete scegliere di colorare i fiori anche di un colore diverso, oppure potrete anche utilizzare delle dimensioni diverse, oppure ancora una ghirlanda ancora più grande oppure più piccola. Fate sempre attenzione nell'applicare i fiori di creare poi un lavoro uniforme. Per realizzare gli uccellini ci vuole veramente poco, anche in questo caso servirà del semplice pannolenci. Mettiamo il pannolenci in doppio e andiamo a tracciare il cartamodello sul pannolenci, vedete, in questo modo, e poi lo andiamo a tagliare e a ritagliare. Poi andiamo a disegnare un occhietto sorridente. Tracciate una mezzaluna e poi 3 piccoli triangolini, vedete, in questo modo, sopra la mezzaluna. Anche in questo caso io ho utilizzato il rosa, ma voi potrete scegliere anche un altro colore, come per esempio il nero oppure il blu, vedete voi. Adesso andiamo a disegnare l'ala dell'uccellino. Riporto il cartamodello sulla carta, però come dicevo voi potrete anche utilizzare dell'altro materiale. Ritaglio e vado a colorare. Ho colorato poi anche una piccola parte della pagina, vi spiego poi perché. Da quella macchiolina andrò a ricavare un triangolino, che sarà poi il becco del nostro uccellino. comincio
comincio ad incollare le due parti dell'uccellino, vedete, in questo modo, partendo dalla parte più in alto. Ecco, aspettate che si asciughi e poi vado ad inserire l'ovatta, della semplice ovatta oppure ancora di imbottitura, quella normale che si utilizza nei cuscini. Incollerò tutto attorno al mio uccellino, lascerò invece una piccola parte, vedete, per poi andare ad inserire alla fine il becco. Io per fare questo tipo di lavoro ho utilizzato della colla universale, ma potete utilizzare anche della colla per tessuto oppure ancora della colla a caldo. Sempre con la colla adesso vado ad incollare l'ala sull'uccellino. E adesso stiamo quasi per ultimare la nostra ghirlanda. Vado ad incollare il primo uccellino con della colla sulla ghirlanda. Prima di posizionare l'uccellino sulla ghirlanda ho utilizzato il pennello con un colore viola per far risaltare ancora di più l'occhio del mio uccellino. Sempre con la colla universale vado ad incollare il secondo uccellino. Ed ora qualche fiorellino. E la mia ghirlanda è pronta. Spero il mio video vi sia piaciuto. Vi ricordo che potrete realizzare i fiori seguendo un altro tutorial che trovate già nel nostro canale YouTube. Troverete il link nella descrizione di questo video. Adesso vi saluto, vi mando un grande abbraccio e al prossimo tutorial. Mi raccomando, fateci sapere cosa ne pensate. Ciao!